arrivata nella nostra terra per fare le vacanze e aveva un atteggiamento altezzoso perché alto era lo stile di vita e alto lo spessore dei biglietti che albergavano nel suo portafogli, per cui potessi permettere il lusso di recarsi alla hall dell'albergo davanti all'uomo della hall e dire a codesta signora: scusi lei, per cortesia mi porti subito qua l'uomo delle valigie, il garzone, quello che è, perché va bene che in Sardegna avrete pure i deposti, ma non è possibile che con i servizi state messi in questo modo, dai. Ma ti ho preso quella tirrenia che per carità di Dio, e poi ti arrivo qua che chiamo un tassino, un tarò che non ti risponde, e poi vado in spiaggia che è bellissima, sì, ma non ci sono i servizi, c'è tutte le cose, no? Ma vuoi mettere che non mi riviera? Ma per favore, dai, chiamami il garzone di leva. E arriva il garzone delle valigie, un uomo che contrariamente a Costello di Egeo si chinava per raccogliere le valigie e portarle nella camera di questa signora. Un uomo che aveva un bassissimo tenore di vita, che guardava solo in basso perché in basso stava quello che doveva far strisciare fino alla camera del signore. Un uomo triste e depresso, mentre lei è una donna di successo, realizzazione e distruzione. Lei guarda su, lui guarda su, impossibile un amore in questo caso. E invece no, perché l'amore permette miracoli. E nacque così questa storia d'amore fin del troppo. Nacque così questa cosa che lui gradì talmente tanto, questo gesto d'amore fatto da lei, che non riuscendo a spiegare bene quanto fosse stato bello questo gesto, cercò nel suo immenso vocabolario di 10 parole circa la parola che meglio rappresentasse grandezza. Too much, exaggeration, mega, e prese l'unica parola salda che esprime questa grandiosità, e per dire a lei quanto avesse gradito questo gesto d'amore raccolse tutte le energie e in una sola parola disse più o meno, disse now. Scusa, come detto lo dico. Do she